Una gran saugella vince l'anticipo con la Igor Gorgonzola Novara 3-1. Una partita di alto livello con tanti capovolgimenti, ma che le Brianzole vincono con merito grazie a una prova corale impreziosita dai 22 punti di Lis Van Ecke. Novara sbaglia troppo e subisce l'aggressività delle locali, provando a rimettersi in carreggiata, aggrappandosi alle giocate individuali di Herboz, ma non basta. Primo set equilibrato, deciso però dall'opposto belga di casa, che è imprendibile e mette a segno 9 punti, compreso quello del 26-24 finale. Reazione della Igor nella seconda frazione, ma improvvisamente, sotto 5-11, Monza ritrova la sua battuta e con 4 ace dal 13-16 ribalta il risultato sul 22-19, preludio del 25-21 conclusivo. Novara sbaglia tanto, ma pian piano comincia a ritrovare la potenza di Smarcek, l'energia di Herboz e la precisione di Bosetti. Hancock, come tutta la squadra, non punge dai 9 metri, ma le ospiti non sbagliano e dall'11-15 mantengono un piccolo vantaggio, portandoselo fino a fine set, chiuso 22-25. La gara sale di colpi, Gaspari alterna bene le sue laterali, ma soprattutto sul 14-13 trova un 5-0 che spezza il set. Novara prova a rispondere, ma ormai è tardi e Monza chiude 25-20, prendendosi l'intero bottino. Questa partita sapevamo che era difficile, è stata combattuta fino alla fine, però ci serviva perché comunque arriviamo da un periodo non facile, soprattutto la settimana non abbiamo potuto giocare, quindi non era facile rientrare in campo, però l'abbiamo fatto nel modo giusto. Abbiamo studiato bene l'avversario, abbiamo fatto tutto quello che comunque avevamo visto a video e si è visto, quindi oggi abbiamo giocato veramente un'ottima gara e questo deve essere